Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare un po', come avete visto nel titolo della mascherina, del karma eterico, perché molte volte le persone non sanno che come chi comanda l'eterico comanda il mondo, ma c'è anche di conseguenza un karma eterico. Il 90% delle persone che esistono, che vivono nel mondo, il 95%, praticamente quando si addormentano, anche l'eterico rimane un po' addormentato e rimangono un po' in balia delle situazioni di chi comanda l'eterico. Infatti le varie operazioni magiche che vengono fatte, il 99% vengono sempre fatte in eterico e poi sul materiale si sviluppano e si attivano, ma partono sempre dall'eterico. Quindi di conseguenza anche l'eterico è una base importante della nostra vita. Quindi il vostro Marietto vi sta dicendo che molte persone hanno una doppia vita, hanno una vita magari materiale, in cui voi li vedete magari attivi e gente di successo, ma hanno una vita eterica molto piatta, nel senso che dormono completamente e sono magari sobillati da altre persone che magari non hanno una vita esemplare nel senso di successo, ma che nell'eterico sono molto potenti e fanno guai. Perché come vi ho magari anche spiegato in altre pillole, ci sono persone che è vero che lavorano per il bene in eterico, no? E quando sono in eterico scassano e fanno di più di tutto per il bene dell'umanità, ma ci sono anche persone che in eterico fanno soffrire altre. Vi racconto due casi così che voi vi rendete conto la differenza. Una volta io ho visto un fratello e una sorella, uno era un pastore di una comunità religiosa e la sorella era praticamente il suo braccio destro. Eppure quando voi li sentivate predicare erano due stinchi di santi, anzi nella società erano ben messi. Il problema cos'era? È che di notte, quando loro dormivano, erano terribili nell'eterico. Perché? Perché questa forza da dove gli spuntava? Gli spuntava dalla egregora che loro praticamente avevano tramite questi culti religiosi che facevano. Infatti cosa succedeva? Succedeva che di giorno, magari quando predicavano la domenica, erano dei stinchi di santi e sembravano gente che camminava sull'acqua, ma di notte, quando uscivano in eterico, erano terribili con quelli che non erano della loro religione e questa forza gliela davano niente poco di meno che l'egregora che loro servivano di giorno. Quindi avevano un double face. Infatti poi la sorella del pastore a un certo punto purtroppo ha dovuto pagare il karma insomma ha lasciato questa dimensione. Poi un'altra storia che vi voglio raccontare il vostro Marietto è che c'erano due venditori in una struttura, in un supermercato, che di giorno sembravano dei stinchi di santo, no? Tutti e due, uno era il capo e l'altro era la venditrice, ma di notte questi soggetti erano persone veramente terribili e pericolose, erano non dei masochisti nel senso che loro volevano essere torturati, ma andavano in giro a sodomizzare gli altri che dormivano. E anche in questo caso qui poi il karma ha dovuto pagare, la venditrice ha dovuto pagare il suo karma ed è morta giovanissima. Quindi voi dovete sapere che è vero che chi comanda l'eterico comanda il mondo, però bisogna anche stare attento che chi fa il furbetto in eterico poi ha il karma da pagare sia in eterico che nel campo materiale, perché è vero che ci sono quelli che combattono nell'eterico e magari sono persone molto semplici, magari fanno le pulizie tutta la vita e di notte o quando si addormentano o quando escono dal corpo astrale loro aiutano tutto il mondo ad andare avanti. Ci sono anche questi soggetti, ma ci sono anche soggetti invece che proprio fanno esattamente l'opposto, magari sono persone anche semplici ma quando possono uscire nell'eterico fanno un sacco di disastri. Infatti il vostro Marietto con la radionica vi sta sempre dando dei circuiti per poter individuare queste situazioni e anche con la radiostesia chiaramente, no? Oppure chi mi contatta per varie operazioni di alta magia operativa e quant'altro. Comunque questo per spiegarvi che è vero sì che chi comanda l'eterico comanda il mondo, ma attenzione che in mezzo a chi comanda l'eterico per comandare poi il mondo c'è anche il karma da pagare.
e che non è gratis, e quindi è una cosa pesante. Questo per rendervi attenti che molte persone pensano che c'è solo un karma ed è quello della vita normale. Nella realtà esistono due karma. Vi faccio un altro esempio. Ci sono marito e moglie, ad esempio, che nella vita normale sembrano che si vogliono un bene immenso, roba del genere, ma mi è capitato un caso di vedere una moglie che nella vita eterica, diciamo così, è praticamente un mostro che sta sodomizzando il marito con chiaramente una vita religiosa, faccio un esempio, una vita religiosa, una vita a stinco di santo, ma nella realtà il marito è sempre sotto attacco in astrale della moglie. Ma bisogna anche prendere un altro caso che ve lo spiego magari in dettaglio per rendervi conto della situazione. Ci sono anime elevate che magari in eterico perseguitano il proprio figlio. E voi direte, ma per quale motivo perseguitano il figlio in eterico se sono anime elevate? Perché? Perché per preservare nel materiale il figlio, visto che nell'eterico poi quando uno si sveglia non si ricorda più, cosa succede? Se uno paga il suo karma in eterico, poi nella vita reale avrà meno karma nero da pagare. Quindi ci sono persone, no, che hanno dei genitori che sono, come si suol dire, elevati, che praticamente in astrale perseguitano i propri figli, ma non perché gli vogliono male, ma per il semplice fatto che sanno che poi quando ritorneranno nella vita materiale alla mattina, loro avranno poi una vita materiale almeno decente in confronto a quello che avrebbero dovuto fare se avrebbero dovuto pagare il loro karma tout court, cioè come tutti gli altri. Questo è anche una grazia di Dio, si può dire della Keter, per quelli che nascono in famiglie con anime elevate, che alcune volte, prese da compassione, fanno superare ai propri figli questo karma nero in questo modo qui. Boh, cari amici, adesso vi ho spiegato tante cose, non voglio rendervi la cosa più difficile, farò altre pillole che spiegherò altri concetti di questa dimensione qua. Per il momento penso che sia tutto, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qua, vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook qui sotto in descrizione se non sapete quali sono o nei gruppi di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!